La salvaguardia e il ripopolamento dell'Ape in provincia di Treviso diventano realtà. È stata infatti sancita la firma del protocollo d'intesa fra Savno, Consiglio di Bacino Sinistra Piave, CIT, Legambiente Veneto e APAT, con un unico obiettivo: ripristinare l'habitat naturale delle api, favorendone il ripopolamento tramite la sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini nei numerosi comuni aderenti all'iniziativa. Il progetto alla sua prima edizione ha goduto di un ottimo impatto sulle amministrazioni locali. Ad oggi ha visto la consegna di oltre 100 apiari didattici ai comuni della Sinistra Piave, da posizionare all'interno dei cortili delle scuole o nei parchi o aree pubbliche comunali. Aiutare l'Ape significa aiutare assolutamente noi stessi, quindi educhiamo i nostri ragazzi in primis dobbiamo aiutare loro a capire l'importanza di questo insetto. Noi abbiamo cominciato a mettere a disposizione i mezzi per poter operare, le armi e tutto il resto. Abbiamo messo a disposizione anche il camion per andare a raccogliere. Vogliamo che tutti i nostri comuni partecipino a questa iniziativa, le nostre scuole lo stesso. La firma del patto darà il via a percorsi di educazione pratica e approfondimenti che comprenderanno anche uno speciale mezzo dedicato appositamente attrezzato. Si tratta di un'ape cara itinerante, attrezzata di tutta la strumentazione necessaria. Passerà da un luogo all'altro del territorio per dimostrare come avviene la lavorazione del miele.